Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo sul canale di Virus 101, benvenuti a voi e torniamo in diretta su Elite Dangerous Odyssey bla bla bla. Non sto qui neanche a riproporvi tutto il nome, sappiamo che è molto lungo. Comunque, detto ciò, come avete visto ho reimpostato tutto l'accrocchio qui per rivedere il mio bruttissimo grugno e siamo pronti per ripartire dopo un po' di tutti i casini che sono stati nelle puntate precedenti, soprattutto in relazione al tutorial. Ragazzi, apro e chiudo velocemente, c'è chi è piaciuto, c'è chi non è piaciuto, vabbè, ognuno il suo, a me personalmente non è piaciuto, per svariati motivi come li ho elencati, non era tutto brutto, comunque c'erano anche delle cose interessanti e tutto sommato apprezzabili all'interno del tutorial. Beh, il video è lì e lo possiamo rivedere, lo potete rivedere quando volete. Non l'ho tolto, è così in versione integrale, così come è andata. Quindi lasciamoci alle spalle il capitolo tutorial e procediamo oltre all'interno di Elite Odyssey. Guardo la chat, ciao Mike, benvenuto, come va? Domandona che introduce tra l'altro il prossimo punto. Giornata pessima sotto ogni punto di vista, stava per saltarmi la diretta anche stasera, ma ho detto assolutamente no, stasera ci siamo, quindi con molta calma. Mi sono sistemato, ho riaccrocchiato tutto qui, preparato la cam ed eccoci qui. Se dovesse sparire questa cam qui, non preoccupatevi, datemi 2 secondi che la riabilito. Purtroppo si spegne dopo un tot, ha un timer interno che non ho capito se è hardware o software. Comunque quando ne avrò una fatta apposta, sapete, verrà fatto tutto un po' meglio, anche verrà spostata, eccetera eccetera eccetera. Non ho la domanda di riserva. Beh, vai tranquillo, non ti preoccupare, tanto ce ne sono di cose da vedere stasera, una marea. Quindi, come da titolo, news dal web e farming, partiamo dalle news dal web, perché è un attimo una prima cosa che volevo affrontare con voi. Ho cominciato a scartabellare un po' tante cose. Ciao Lino, buonasera, benvenuto. Ho visto il tuo commento al video precedente sulle missioni di trasporto passeggeri, dopo le andiamo a vedere magari un attimino. Ci ho dato un occhio veloce prima ed sì, effettivamente si fa molta fatica, almeno io ho fatto fatica a capire così, diciamo, istantaneamente i vari dati che una volta il gioco ci dava. Nuove UI hanno fatto un disastro. Comunque, torniamo sul pezzo e dicevo, andiamo a vedere un po' di news online riguardo a Odyssey, perché mi sono detto magari sono io che come sono un po' prevenuto nei confronti di questo gioco, lo so, lo ammetto. Frontier mi ha già ascoltato in passato con precedenti update, ne abbiamo già parlato. Ciao Lena, benvenuta nel gioco spazio, prima parte della puntata appunto dedicata a un po' di info online. Al che cosa faccio? Vado a recuperarmi un po' di informazioni. Scusate se ogni tanto guardo di là. La prima informazione che trovo e che vado a vedere che cos'è. La pagina Steam, un po' di review, vediamo i giocatori cosa ne dicono, un po' globalmente cosa dicono e cosa non dicono. Ti dico solo che non ho ancora comprato il nuovo DLC, non mi convince per niente, spero di sbagliarmi, ma boh, troppe cose disastrate. Mike, non posso darti torto, assolutamente, e adesso andremo anche a vederne alcune. Si spera che con le prossime patch Frontier vada a sistemare quantomeno il motore grafico e altre cose. Purtroppo non si può sapere, lo vedremo più avanti, quindi se siete in dubbio, nel caso attendete un attimo, continuate a tattarellare con Horizon, divertitevi un po' lì e dopo, in caso, quando usciranno degli update che possono sistemare alcune cose, nella speranza che vengano fatti, allora se uscirà in offerta o quello che sia, magari buttateci la grana e provate a vedere. Però se siete indecisi, allo status attuale non provatelo. Perché? Perché rischiate di avere purtroppo una brutta esperienza e rischiate anche di dire ma va a fa cucuzza e ciaone, non mi vedete più. Questo è un po' il problema, quello che sto notando su Odyssey. Comunque andiamo subito a vedere. Allora datemi un attimo che apro l'interfaccia del browser. Eccola qui, ho già preparato un saccone di cose questa sera e la prima cosa che andiamo a vedere è la pagina Steam di Odyssey. Guardate che bravo che sono stato, anzi guarda, mi alzo un attimo qui che così sembra che sto guardando proprio la pagina web. Eccomi qua. Ok, allora
Elite Dangerous Odyssey, vediamo qui un po' di screenshot, un po' di cose, quello che io vedo è per lo più negativa. Recensioni, eccolo qui. Allora, il primo utente che vediamo lo consiglia, poi cominciamo a vedere pollici giù, un po' di pollici su e cominciano tanti pollici giù. Non so perché mi si ferma qui, poi magari andrò avanti con le pagine, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quasi 4.000 recensioni, su 4.000 recensioni è per lo più negativa, il che vuol dire che tanti giocatori si stanno lamentando di tante cose all'interno del gioco. Non sto qui a leggerle perché comunque vabbè, potete recuperarle su pagina web. Vediamo Ghost Dawn cosa ci dice: gioco confusionario, poco più di un'alfa tecnica, state alla larga, risparmiate i vostri soldi, sconsigliato senza commenti, pubblicità e recensioni ingannevole, grafica inferiore al Nintendo 64. Beh, questa è una battuta che vedremo dopo, predisposta per PC di non meno di 19.000 euro, bla bla bla, anti-aliasing inesistente. Effettivamente devo concordare con questo giocatore. Poi ovviamente c'è tanto cringe, c'è tanto sale dentro questa chat. Però tornando indietro, volevo farvi notare una cosa che mi è capitato di vedere prima. Allora, a parte le varie versioni, perché c'è anche una Deluxe Edition che non sapevo. Questa è per chi non ha mai comprato Elite Dangerous, c'è il pacchetto completo a 41,24 cucuzze con un 25% già di sconto su tutto il pacchetto. Si vede che fanno un po' di marketing, perché tra questa e questa non c'è gran differenza, perché sennò volevano ben 54 euro per tutta sta roba. I programmatori di Elite non hanno passione, fanno il compitino, lo si nota. Ciao Mick CP. Allora, nie so. Ci sono tante cose, non lo so, non sono dentro Frontier, non ho nessun insider. Mi piacerebbe poter contattare magari qualcuno anche anonimamente lì dentro per capire un po' di più cosa sta succedendo dentro quell'azienda. Se il problema è sul management, se il problema è sul dev, non lo so, purtroppo questa cosa non la so. E il risultato comunque lo vediamo. Comunque, andiamo avanti veloce perché questa cosa mi ha fatto un po' sorridere. E andiamo a vedere cosa comprende la Deluxe Edition di Odyssey. Cosa comprende? Elite Dangerous Odyssey e la colonna sonora originale. Punto. Cioè non si sono preoccupati neanche di dire vi diamo 10.000 ARX così, visto che avete preso questo, un badge per la Deluxe Edition e un battle tag da aggiungere, almeno qualche contenuto digitale. Niente, vi danno la soundtrack. Yeah. No, non si fa così. Comunque vabbè. Vabbè dai, mi ha fatto un po' sorridere la cosa, dai, stiamo così. Comunque vabbè, e questo già. Allora dicevo, questa cosa mi ha già fatto pensare, perché allora mi sono detto, magari non sono solo io che non sono stato molto contento della cosa, e ho cominciato a scartabellare un po' l'internet. La seconda cosa che sono andato a vedere sono i famosi Steam Charts, e già qui mi sovviene un punto di domanda. Allora, un giocatore che comincia a vedere tutta sta marea di casino, cosa capisce? Una cippa di niente. Devo prendere Elite Dangerous, ma c'è l'arena, il Commander Pack, sono nano, sono giocati, non sono giocati. Qui già vediamo quanta confusione c'è dentro Elite, dentro Frontier nella gestione dei contenuti aggiuntivi. Perché prima un DLC, poi un Season Pass, ma non sappiamo com'è, quindi AEA, Macarena, evviva, un casotto. Allora, cosa succede? Andiamo a vedere, ok, per Elite Dangerous base, perché è dove abbiamo effettivamente i dati. Come vedete sono dati altalenanti, quindi deve esserci stato un server down, ovviamente. Cos'era? Il 20 maggio, assolutamente data di rilascio, quindi assolutamente normale. Andiamo a vedere ad un mese, vediamo un picco di giocatori che passa da un massimo circa di 11.000 a un picco di ben, vediamo se lo prendo bene, 25.000, quindi più del doppio. Tanti giocatori che ritornano, tanti che tornano a provare, fino a maggio 20, quindi ancora prima di maggio. Questa è stata l'alfa, ok, e qui vediamo ripartire il trend del gioco, ovviamente in base agli orari, cosa volete. Ok, quindi vediamo che c'è un gran rientro di giocatori. Andiamo a vedere a 6 mesi, vediamo che comunque il trend è già discendente. Già oggi abbiamo già perso circa 1 migliaio di utenti.
scusate, 26 a un minimo attuale di 20.000, scusate, quindi 5.000 utenti. Quindi la gente è entrata, ha provato, ha detto boh, vabbè, e andiamo giù. Di certo è stata l'espansione che ha avuto più successo finora. Una cosa molto attesa e una cosa che ci piace. Comunque, vabbè, lasciamo perdere questi dati. E quindi questi un po' di dati dal web, vi lascio a voi poi trarre le vostre conclusioni. Questo era giusto per presentare la cosa. Quindi questo trend, diciamo, è un po' conferma quello che succede: espansione, calo giocatori, espansione, calo giocatori, alfa, quello che sia, espansione, calo giocatori. Non è bello, perché qui dovrebbero salire, non scendere. Qui dovrebbero da qui salire o magari stare stabili qui, e invece riscendono. Quindi vuol dire che c'è una nicchia, una player base che è sempre quella, e un po' di giocatori che vanno, vengono, provano e vanno via. Comunque, detto questo, andiamo a vedere un'altra bella analisi del gioco fatta da FRU, canale che ho trovato, in cui ha fatto un po' di analisi video. Quindi vado avanti veloce, non sto qui a soffermarmi troppo. Uno dei primi comparison, una delle prime comparazioni è questa cosa qui. Come vedete, da Horizon a Odyssey, Horizon, Odyssey, Horizon, 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 Odyssey. Un attimo, metto pausa. Odyssey, Horizon. Allora, l'illuminazione è diversa, ci sono delle cose che mi piacciono dove hanno fatto su Odyssey, altre cose un po' meno, e tra un po' le vedremo. Perché il secondo è Horizon, Odyssey, Horizon, Odyssey, Horizon, Odyssey. Che dire? Hanno tolto un po' di bloom, ok, di quella cosa, di quella nebbiolina intorno alle luci, alle stelle. Sinceramente non mi dispiace, soprattutto sui background erano un po' fastidiosi, quindi li hanno fatto bene, ma qui mi hanno tolto tanto. Sembra che la grafica sia stata quasi quasi abbassata, come vediamo anche qui, ok? Guardate cosa succede. Cosa dire? Boh. Allora, avere le colorazioni con quell'effetto con quel glare, con quel coso là intorno era bellino. Tolte da qui, magari l'avrei ridotto un attimino, ma se io ho il coso rosso, dove finisce il mio rosso qui? Ehm, sì, cose come dicevo migliorate, altre cose un po' peggiorate. Però vabbè, no, sono dettagli. Anche qui, come si vede una stella, è proprio un video registrato all'interno del gioco, ok? E come si vede su Odyssey. Quindi andando a vedere, qui per carità siamo più o meno lì. So che hanno fissato, già hanno fatto un rollback mi pare anche su questi effetti, se non mi sbaglio. Le neutron star bolcate di Horizon, ma guardate cosa succede in Odyssey. 3, 2, 1. No, l'ho saltata. Ah, eccola qua. Questa è quello che si vede dentro Odyssey. Ah, signore, vabbè. Comunque i link di questi video sono tutti sotto nella descrizione, vi consiglio di darci un occhio. E questo giocatore appunto fa tutta una serie di comparazioni tra i pianeti prima e dopo. Quindi nuova Planet Tech che trova un po' il tempo che trova, come vediamo qui un avvicinamento planetario, deve essere molto al centro della galassia in questo momento questo giocatore, e qui appunto vediamo l'avvicinamento planetario, penso l'abbia fatto sullo stesso pianeta. Sì, cose nuove ma sono un po' più quindi spero che sistemino velocemente il Planet Tech, perché si passa da una cosa del genere a una cosa del genere, ma al momento top lo vediamo qui. Guardate che cosa. Eccolo qua. Hanno spento le luci, come ci dice Lino. Sì, 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 sì. Boh, hanno fatto un po' così. Comunque, vabbè, il link di questo video lo trovate nella descrizione. Ah sì, andiamo a vedere gli spazioporti. Questo è uno spazioporto in versione Horizon e questo è lo spazioporto in versione Odyssey. Allora, come dicevo, le stelle mi piace come le hanno rese nuove, sinceramente sì, tante altre cose no. Guardate che calo di dettagli abbiamo qui, perché ovviamente il motore è estremamente più pesante, quindi hanno dovuto ridurre i modelli, le grafiche, tutto quanto, perché è così. E anche qui. Quello che è.
Ah sì, qui c'è anche un cockpit e quello che sia. Comunque vabbè, lascio a voi il resto. Andiamo avanti veloci perché ce n'è di ogni. Questo è il video di Yamix dove va a prendere una cosa che è stata fatta da un giocatore che ha fatto un test con esattamente, adesso vi farò vedere, il render doc. Fate attenzione se usate questa cosa perché non potreste usarla in base ai termini di servizio, quindi forse le stesse nello sfondo vanno bene, sì, sembra assolutamente d'accordo, però tutto il resto ci sono dei grossi problemi. Ciao Mirko, benvenuto. L'unica cosa che preferisco, ci dice Mike, di Odyssey è la visione dello spazio e delle stelle. Per il resto hanno fatto un passo indietro nei dettagli. Sì, assolutamente, perché avendo un motore più pesante hanno dovuto abbassare il livello di dettaglio. Ok, render doc, quindi fateci attenzione perché non potreste usarlo, è un tool di sviluppo, e se lo usate rischiate dei problemi. Ok, annuncio fra 5 secondi. Vabbè, lasciamolo girare. Mamma mia, le pubblicità. Dai, dai, dai. Ok, qui siamo su YouTube e quindi sappiamo che è così. Questo cosa fa? Adesso lo vedete. Questo software analizza i dati della scheda video e vede cosa fa il motore grafico durante il rendering di un frame. Anche questo video è nel link della descrizione. Quindi guardate la differenza tra Horizon e Odyssey e cosa succede nel rendering. Non so perché ha scritto Horizon qua, vediamo. Come si chiama? Flex Creator, quindi stiamo guardando un video che è stato ricondiviso dentro un altro video, vabbè, che casino, che casino. Comunque questo è quello che succede durante il rendering di un frame, ok. E come si diceva, questo Nvidia Developer efficient, perché poi mi dicono parole per la mia pronuncia in inglese, efficient occlusion culling. È una tecnica che serve praticamente per non renderizzare quello che non si vede. Quindi qui dietro non spendo tempo di calcolo se non vedo le cose che sono qui dentro, dietro o quello che sia. Ottimizzazioni. E sembra che questo sia uno dei grossi problemi del motore di Odyssey, che penso dovremmo avere qui. Eccolo qua, example of Elite Dangerous Odyssey provided by Anonymous Source. Questo è Yamix che ci dice e ci fa vedere cosa succede, cosa renderizza questo motore. Dopo ve lo lascio vedere, guardate che cosa sta facendo. Cioè praticamente ha renderizzato tutto quello che c'era dietro o quasi, per poi arrivare a renderizzare un muro davanti e nascondere tutto quello che c'era dietro. Il tempo di rendering diventa stratosferico. Vi serve una scheda video potente? Non ce n'è. Non ce n'è. Ok. Quindi questo è giusto per dare dei dettagli meramente tecnici di come funziona questa tecnologia del motore grafico. Vediamo se hanno fatto un'analisi anche di questa cosa. Vabbè, qui dopo procede con altre cose. Quindi questo volevo farvelo vedere, è una cosa interessante. Qui non lo vado a vedere, però vi ho linkato anche il video di Obsidian Ant. Anche lui, pur Obsidian Ant, si lamenta di questa cosa. Però adesso sono verso la nebulosa di Rosetta e la mancanza di luminosità delle stelle si percepisce, però forse ci sta, è più cupo. Sì, ci sta non avere le stelle così sbrilluccicose, può starci, secondo me è un po' più immersivo, ok? Ma il problema non sta lì, il problema sta in queste cose qui. Comunque, vi consiglio di andare a vedere il video di Obsidian Ant, anche lui non è molto contento di questa release e quindi pure Obsidian Ant, sappiamo benissimo tutti chi è, non è contento. Altro video che ho trovato su Young Yeah, un altro canale, 1,16 milioni di iscritti, che tratta la cosa, tratta tutte le proteste, quindi c'è tutta la sua analisi, anche qui in descrizione. Povero il mio PC portatile, sì Mirko, davvero, facci molta attenzione perché le richieste grafiche sono davvero tante. Andiamo velocemente che così dai, dopo ci buttiamo in gioco. Adesso ci divertiamo un attimino, ho preparato 2-3 meme e ce li guardiamo, dai, ne ho trovati alcuni di carini. Andiamo a vedere questo bellissimo meme sulle Planetary Tech a livello Horizon, a livello Odyssey Alpha, a livello Odyssey Release. Me la sono però dai, è ghignabile la cosa, è stato davvero interessante questo meme. Poi altro meme
Che ormai non è proprio un meme, è un comparison che diventa un meme. Andiamo a vedere che differenza c'è tra il pianeta un Earth col pianeta Terra addirittura su Odyssey e su Horizon. Questa nuova Planet Tech faccio fatica a digerirla io in queste situazioni. Comunque, altro link, questo invece è molto più preoccupante perché vediamo la nuova Planet Tech come copia e incolla direttamente gli stessi pattern sulla stessa texture che poi va a spiaccicare genera la height map, la mappa delle altezze, per generare la superficie planetaria, perché sapete che è tutto procedurale. E cosa fanno? Beh, ovviamente è la stessa identica immagine, copia incollata e buttata lì sulla texture. Punto e fine. E oddio, un attimo, perché ce n'era un'altra di carina. Vediamo qua sotto. No, dov'è? Eccola qua, eccola qua. E qui lo vediamo perfettamente. Ok? Come in questo sistema questa cosa sia stata praticamente copia, incollata e buttata dentro la texture. Che dire? Vabbè, è un po' così. Ok, allora un attimo che chiudo un paio di immagini. Ok, il discorso del Nintendo 64 a cui ci riferivamo prima, gente che entra online e si ritrova questi modelli, failed to load high definition models, quindi non ho caricato i modelli ad alta definizione, altri bug, vabbè, per carità può succedere, dai, è una post alfa, pre-beta o quello che è. Un altro utente che ci fa presente una bella cosa, come un fucile mi costa 125.000 cucuzze, mentre se vado a comprare una tonnellata di armi all'interno delle commodities, all'interno degli spazioporti, mi trovo a comprarle per 4.454 cucuzze. E il titolo di questo post dice: penso che ok, che ci stanno praticamente truffando. Una tonnellata di armi costa molto meno di quello che costa un unico fucile nello store, nel negozio. Ok? Quindi i proprietari dei negozi ci stanno truffando. Beh, 150.000 contro 4.454 per una tonnellata di armi, sono tante una tonnellata di armi, non ha scusanti. Comunque, altra cosa, ok, questo è un video simpatico di un paio di bug di questo giocatore che sta guardando la sua nave che... Ve la lascio guardare perché è un glitch interessante. Sta sbloccando un attimo. E volevo farvi vedere un'altra cosa, visto che ci siamo, la proporzione delle scale. Queste sono le scale per giganti. Il cutter è una nave per i giganti. Un fucile di grado 1 125.000, yes! E le armature costano anche di più. Guardate adesso. Yuhu! Vabbè, alcuni glitch di gioco, devo dire, è stato un po' esilarante il momento. E andiamo a terminare poi con la risposta di un signore che si chiama David Braben, CEO e fondatore di Frontier Development. Io non voglio neanche commentare i suoi statement, mi rifiuto completamente. Però giusto per la cronaca ve li linko e ve li lascio, e li lascio a voi. E dateci un occhio e nel caso fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti al termine della diretta. Ok, non dico altro. Ok? Dov'era? Eccolo qua, non dico altro. Ok, nell'alfa abbiamo visto queste cose, attualmente sembra che non siano disponibili. Ok, va bene, dai, allora, visto ciò ragazzi andiamo a chiudere un attimo con la prima parte ovviamente del video completata. Ok, mamma mia. Vabbè, ed è così. Allora, a me è capitato di essere catapultato fuori dalla stazione orbitale, pensa, senza poter morire e respawnare. Oh, brutta cosa, no? Ma dai, no. Ma, ok.
No, finora non mi è mai capitato, però spero non mi capiti mai perché deve essere una cosa assolutamente super fastidiosa e super annoying, come dicono gli anglosassoni. Ok, ragazzi, allora, CTRL 4, 4. Ok, andiamo a spegnere un attimo quella cosa. Torno sul client. Ok, ci siamo, andiamo continui e solo play. Quindi buttiamoci dentro la partita. Ho vagato nello spazio per tutta l'alfa. Uh, aia. Un fucile di grado 3 costa 11 milioni. Arz. Grazie Marco. Az, az, az. Quanto una nave. No, anche di più. Anche di più, perché se prendo un Diamond o una nave small mi costa meno. Però sì, è pazzesco. Beh, altra nota interessante, ieri ho provato un paio di missioni e 4 cicciopanzi con un fucile a pallini mi hanno fatto saltare la nave. Fate attenzione perché i cicciopanzi col fucile possono farvi saltare per aria la nave. Ok, allora, adesso cosa andiamo a fare? Io volevo... Beh, facciamo... Eccolo qua. Andiamo all'Armstrong Moment. Ok. Ah, diventato un meme già di suo questa cosa. Di qua. Sì. Ok. Ah, comandante Alfeto è online. Ti saluto, comandante Alfeto, dalla diretta. Ok, vado a vedere una cosa. Allora, ho comprato il lanciarazzi, finalmente. Ho comprato il lanciarazzi. Sì, il costo dei fucili è follia pura. Allora, io me la sciallo un attimo perché fortunatamente in passato ho avuto modo di fare un bel po' di cucuzze e adesso nel caso ho modo comunque di recuperare, magari con un paio di missioni normali con la nave, di reintegrare il mio cucuzzaro. E ovviamente non si può saltare qua dentro. Eccolo qua. Ok, guarda, quindi sì, Mike, visto che ci siamo in uno spazioporto dove ne ha parecchie di armi, come vedi, 125.000, 75.000, 175.000, 50.000, 50.000, 125, 175, eccetera, eccetera. Io allo status attuale posso fare solo grado 1, non so come sbloccherò il grado 2, penso che lo sblocco sbloccandolo praticamente dopo posso andare a comprare un'altra arma dello stesso grado senza doverla poware e oltre. Le tute 150.000 la Dominator Suite. Non hanno le altre, ok, quindi qui non riesco a farti vedere le altre. Comunque sì, costi davvero interessanti. Star Citizen 4.000 cucuzza e vi siete comprati un'arma. Basta farvi un attimo 2-3 missioncine e ci avete la vostra arma, la vostra armatura. È un po' più lineare, sono due giochi diversi, però i costi sono un po' fuori di testa, sinceramente. Ok, goodbye, goodbye. Tra l'altro ho scoperto che le missioni a piedi si prendono solo dai terminali e adesso andiamo a vedere la seconda parte del discorso del farming. Mi sono preparato un bel foglio con tanta roba scritta, tutta una serie di appunti, no, di qua, su dove andare a fare le cose e opportunamente sono andato nel sistema consigliato. Ho scoperto che c'è anche questa cosa, premendo Q e non Alt si apre questa wheel che vi dà accesso a tutte le varie cose. Potevano farla più piccola. Navigation, Galaxy Map. Ok, così accediamo alla Galaxy Map con una tizia che in cuffia mi martella il cervello. Ok, siamo nel sistema di Chambo. Ok, se si sveglia. Che tra l'altro ci ho messo una vita a vedere questa cosa qua perché non lo vedevo in questa semi-trasparenza, stavo cercando nei menu qui a lato dove mettere il sistema da cercare, lo mettete qua sopra, non impazzite come me. Ok, ogni tanto sono un po' così. Che succede? Ok, loading simulation, non so cosa sta caricando, comunque, vedete qui, ci sono giusto un paio di mega navi. Giusto. Comunque qui ci sono un sacco di sistemi e qui possiamo fare un sacco di cose.
Ogni sistema ha le sue cose, tra un po' andremo a vedere cosa e dove fare. I fucili grado 2 e 3 li ho trovati in alcune stazioni pure senza fare l'upgrade. Pure le tute, quella da combat, la trovi nelle stazioni military. Ah, grazie Marco. Grazie, grazie, grazie. Quindi posso andare a comprare quelle cose senza doverle necessariamente, almeno le cose di base. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Dai, nel caso più avanti andremo a vedere, ma sicuramente prima o poi su qualche sito esterno, tipo EDDB. Oh, si è spenta la telecamera. Ecco qua, lo sapevo. Scusate un attimo, vado a riaccenderla. Quello che dicevo prima, purtroppo è una cosa che può succedere. Ok, un attimo che la riaccendo. Qua tuk tuk. Via questo. Torniamo di qua. Ed eccomi qua. Ciao ragazzi. Sì, sistemerò sta roba prima o poi. Qua. Ok. Allora, qui abbiamo vari scenari. Molti. Allora, non prendetemi come guida su queste cose. Le sto provando per la prima volta, sto cercando di tirarne fuori qualcosa. Tra l'altro noto che l'Holo-Me non funziona. Mission board e andiamo a cominciare a vedere. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Sto leggendo dai miei appunti. Mi sono segnato 3 tipi di scenario: per le schematiche delle armi, per i componenti e l'extraction data. Sì, dai, andiamo a cercare degli impact site a Chambo 2B o Chambo 2BA. Quindi devo trovare il sistema di Chambo 2. Ok, va bene, dai, facciamo questa prova, andiamo a vedere, è la più facile delle varie cose. Non mi serve neanche scegliere una missione ma sì, dai, proviamo questa cosa al volo. Lasciamo perdere un po' le missioni perché vabbè. Sì, prima di partire, qua vi faccio vedere il mio attuale loadout. Ok, l'ho chiamato Heavy Duty, sono tutto grado 1. Ho un Karma L6 Explosive Automatic. Ho preso il dai, ho preso il fucile a razzi, il razzo fucile, e voglio vedere anche come si comporta questa mega arma. Come arma secondaria ho scelto per il momento la pistoletta. Ok, quindi explosive e kinetic. Vediamo come va. Se dovesse andare male, torno sulla nave, cambio loadout e vediamo quello che succede. Ok, allora, detto ciò, ok, sì, posso levarmi da di qua. Bene, andiamo velocemente a prendere la nave e cercare quei segnali. Non fate questa cosa troppo veloce, sennò il gioco si incacchiola. E via. Devo trovare Chambo 2 però. Dove cazzuola sta Chambo 2? Jimbo Jumbo Jumbo. Jimbo Jumbo Chambo. Ciao Nemo, buonasera e benvenuto alla diretta. Vedo ora il tuo saluto, perdonami, stavo tatarellando con il loadout del coso. Ok. 1. E andiamo. System Map. Se ti interessa e vuoi sbloccare il primo ingegnere nuovo, devi fare 100 light year con i taxi Apex. Oh, avevo letto di questa cosa, grazie Marco. Avevo letto di questa cosa. Sarò sincero, allo status attuale ho visto gli ingegneri, ho guardato cosa sono e sto aspettando un update e un fix perché non ho assolutamente voglia di perdere la vita su questa cosa. Allora, Chambo 2, Chambo 3. Unexplored, tra l'altro anche più vicino alla stella. Chambo 4, Unexplored. Quindi se tanto mi dà tanto, Chambo 1, Chambo 2, Chambo 3, Chambo 4, Chambo 5, Chambo 6 e il resto. Quindi visto che siamo già qua, perché non mettere... Dai, ce la puoi fare. Adesso vi faccio vedere una cosa interessante. Backspace, backspace, backspace. Ok, era sulla Galaxy Map, mi pare che non c'era. Ok, System Map. Devo per forza ricliccarlo per aprire la System Map. Non mi piace questa interfaccia. Backspace, backspace,
Ok, e me l'ha portata fuori. Ok, no, niente, era da un'altra parte allora, che c'era una lista di backspace che a un certo punto si bloccavano e via. Allora, c'ha Patis81, sono virus, gioco da poco su Xbox, uscirà anche su console Odyssey? Sì, assolutamente. Frontier è già al lavoro per l'update sia PlayStation che Xbox, ed è molto probabilmente per quello che l'hanno rilasciato prima su PC per fare una serie di test. Perché? Perché stanno avendo un sacco di problemi di performance e c'è un video linkato sotto, dopo se hai modo di vederlo, del canale degli Amix, dove spiega proprio perché ci sono tutti questi problemi di performance su questo gioco. Ciambo, de ciambelle. Il sistema dei ciambelle. Dai, così quasi dopo rinomino la nave come Chamb apostrofo Ella. Bello come roba, ci sta, Chamb Ella. Why not? Per il resto le operazioni solite sono sempre le solite operazioni, si preme il bottone, si mettono i motori al 75% e si attende. Là. Comunque, giusto per dire, hanno cambiato un po' tutto anche qua dentro, alcune cose sono rimaste le stesse, tipo l'inventory, file group, la ship, i modules, ma dopo hanno aggiunto lo storage con tutte le nuove cose. E anche qui c'è una cosa che non mi piace, purtroppo. E adesso vi faccio vedere appena arrivo qua vicino che mi fermo un attimo, rallento un attimo i motori pian pianino. Ok, troppo veloce. Ok, vi faccio vedere una cosa. Vedete sotto? Cargo capacity 9 su 1000, 57 su 1000, 80 su 1000. Questi hanno un'altra cosa perché è quello che possiamo mettere nel personaggio. Questi sono 2 milioni e mezzo, 99 i breach, li ho comprati tutti e va fanchiapola. Dopo una settimana di esplorazione ho fatto 40 milioni e preso l'Asp Explorer, adesso appunto Sagittarius, ottima nave per l'esplorazione. Giusto per dire, questo è il mio Asp Explorer fatto per l'esplorazione, un po' di taxing e un po' di multipurpose, però può essere usato tranquillamente per esplorazione, e è una nave ottima. E guarda quanto puoi spremere di jump range, vediamo se me lo dice, dove me lo dice, non me lo ricordo più, ship, eccolo qua. Eccoci qua, 63.12 light years, è un foglio di carta, ma 63.12 light years, con i tuoi video di aiuto super top. Grazie, grazie Patis, sempre felice di essere d'aiuto. Purtroppo, questa è un'altra cosa che volevo dirvi, non potrò più fare guide su Elite, il tempo che richiede questo gioco è troppo. Ultimamente ne ho anche poco, quindi l'unica cosa che posso fare è divertirmela, recuperare un po' di informazioni e fare un po' una diretta e vedercela assieme. Cosa succede e quanto pessimo sono diventato dentro questo gioco. Comunque, adesso abbiamo Ciambo lì davanti, vediamo dei resus in strada 2BA. Ok, dovrebbe essere questo il pianeta atterrabile. Lock destination e vediamo cosa troviamo su Ciambo 2A. Ok, ok. Tra l'altro, giusto per la cronaca, io allo status attuale sto usando le graphics quality ultra, quindi mi sa che qui dovrò abbassare qualcosina prima o poi, perché ho visto dei cali di frame rate spaventosi, ma tanto non è che cambia tanto se alzate o abbassate la grafica, eh. Non ho ben... Ah, ok, adesso ti dico subito, Lino, per questa cosa, mentre inquadriamo È un gigante gassoso? Ah, devo togliere quell'impostazione. Free camera. Sì, sembra un gigante gassoso.
Oh, modalità film adesso, ragazzi. Ok. Che brutti gli anelli. Sinceramente, qualità ultra. Ultra quality. Vabbè, non siamo qui per guardare gli anelli. Ok, allora, Lino, per rispondere alla tua domanda, questo storage riguarda... Allora, la prima tab sono considerati consumabili, come vedi, e Breach, Energy Cell, Frag Grenade sono tutti gli equipaggiamenti che puoi mettere nella tuta e portarti dietro quando cammini. Gli altri sono i materiali per gli upgrade e gli ingegnerizzazioni su tutta la serie di materiali che servono per le tute e per le armi, quindi per il potenziamento, l'aumento di grado di tute e armi e le successive ingegnerizzazioni. Non voglio neanche entrare in merito dei nuovi ingegneri perché a parte che non li ho ancora sbloccati tutti, vedete alcuni me ne mancano ancora, ma ok, eccole qua, Suites and Equipment, vedete, devo fare 10 Surface Conflict Zone. Stavo seguendo Yamix prima che stavo facendo il test di questa cosa. Circa 20 minuti a Surface Zone sono 200 minuti, quindi sono 3 ore di gioco. Solo per sbloccarlo, solo per attivarlo. Ok, 10 Restorer e Activation Mission, questo è anche sì, beh, si può fare. E quello discorso che dicevamo prima, che mi avvisava Marco, che dobbiamo fare 10 light years con gli Apex Shuttle. Quindi se volete la missione prendete gli Apex Shuttle e cominciate a farmare queste cose. È un po' scarso come emulazioni, è molto fatto bene. Peccato per il cockpit che è sempre uguale, sì. E allora, le grafiche sono un po' quello che sono, trovano un po' il tempo che trovano, soprattutto la nuova versione le ho trovate un po' piatte, sinceramente, le nuove grafiche, e l'emulazione di guida è top. Io ad ora, neanche su Star Citizen, ho trovato una modalità di pilotare le navi così lineare, fluida e bella come su Elite, ed è per questo che mi girano i maroni in una maniera incredibile quando vedo questo gioco meraviglioso perdere pezzi strada per strada in mano agli attuali manager del gioco. Ah, ok, grazie mille. Quindi sì, l'inventario della tuta, ma non proprio della tuta lì, no. È condiviso tra la nave e la tuta, perché la tuta può tenere un tot di materiali, la nave un altro tot di materiali, e poi spostare i materiali e i consumabili dalla tuta alla nave. E anche qui grinding, e vai avanti e indietro, vai avanti e indietro, metti ho perso, torna indietro, recupera lì breach, torna indietro, è tutto un avanti e indietro dopo per. E una cosa che mi ha fatto girare i maroni, dicevo prima, vedete quello 80 su 1000, 57 su 1000, c'è un cap globale dei materiali. Abbiamo lottato come community una vita e mezza nelle passate edizioni di Elite per il material storage che aveva la stessa meccanica, e la stessa meccanica che hanno poi tolto mettendo 0 di 500 a materiale o 0 di 1000, adesso mi ricordo, andiamo a vederlo subito, e la stessa meccanica che c'era anche qui l'hanno poi rimessa, come vedete, 1 150, 250, come vedete qui in base al grado c'era il limite di storage dei materiali, quelli classici di Horizon. Ok, qui invece su storage sono tornati indietro, invece di andare avanti tornano indietro. Comunque spero che anche questa cosa verrà sistemata in un prossimo futuro. Allora, vediamo la chat. Ok, poi la grafica prima o poi la trovavo vecchia, sì, ma godibile anche, sì. Sì. Mirko, assolutamente d'accordo. Giocando a Star Citizen e giocando a Elite, la grafica di Elite suonava un po' di vecchio, però, come dicevi te, era godibile, leggera, ok, e assolutamente giocabile. Assolutamente giocabile. Ah, ok, questa ci dice Still what can I say? Se non lo sai te, che lo so io. Ok, allora dai, mettiamo un po' la manetta, finiamo un attimo i discorsi da fare, li abbiamo fatti, poi eventualmente fatemi sapere cosa ne pensate anche su questo limite di 1000 materiali totali globale sui materiali delle tute e delle space legs, chiamiamole così, delle gambe spaziali. Peccato per il cockpit, è sempre uguale. Sono riuscito a peggiorare anche quello.
Guardate il mio ASP, sembra, cioè le texture, non so se riuscite a vederle, è tutto rovinato, sembra quasi proprio una nave industriale sporca e brutta, mentre prima aveva un po' un look and feel di metallo spazzolato, come dire. Allora, un attimo, perché ho un commento che è stato bloccato da YouTube: maledetti, ti fanno formare come un coreano, ti devono pure dire come farmare col cap dei materiali. Sì, 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 sì. Non so perché YouTube ti ha bloccato il commento, ma Nemo, non c'è nessun problema, lo mostro subito. Eccolo qua. Il grinding è violentissimo, il farming è pessimo, quindi appena riuscite a trovare delle guide, seguitele. Ah, tra l'altro poi mi sono dimenticato, metterò nella descrizione del canale il video da cui ho preso gli appunti per andare a fare il illo farming. Allora, vediamo qui cosa c'è. Beh, ok, non mi funzionano più i selettori. Ah, perché ho il mouse messo così, quindi i selettori di qua non mi funzionano più. Infatti, anche questo. Ok, tra l'altro c'è anche una conflict zone. Proviamo una conflict zone? C'è un trucchetto meraviglioso per fare le conflict zone e tutto sommato sono anche abbastanza pronto per via dei maledetti, suppongo. Si chiama player retention. Pur di tenerti a giocare hanno trovato questa cosa. Allora, quello che voglio dire io è che, ok, devono darci qualcosa da fare, è giusto. Ok, ci sta. I frontier hanno le spie sul tubo. Beh, sì, 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 sì. Sì, 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 assolutamente. Controllano YouTube, quelli di Frontier. Noi qui forse ci salviamo perché il canale mio è un po' piccolino, YouTube non lo consiglia, quindi può essere che ci salviamo un attimo. Ok, surface scan completed. Usciamo da qui, come cazzo era che si usciva? Ok. Allora, poi comunque non è tutto male qui dentro, ci sono delle belle idee, ci sono anche delle cose su cui mi sono anche un po' divertito, devo essere sincero, ieri sera, che sono riuscito a finire una missione, tra l'altro, due maroni così, però è stato anche un po' divertente a un certo punto e mi sono stupito perché ho detto, era da un po' che non mi divertivo su Elite. Il problema, secondo me, ma ne parliamo dopo, è come l'hanno rilasciato questa espansione. Comunque, andiamo a vedere se abbiamo trovato qualcosa di interessante. Ok, minor wreckage, threat 1. Perfetto, ottimo, bene. Come diciamo noi in zona, bea. Bea, bea, bea. Che non è un nome nome proprio di persona, perché so che ci sono tanti ragazzi che si chiamano Bea, abbreviativo di Beatrice, ma è un abbreviativo in Veneto per Bella. E si usa spesso per identificare, ok, Bella lì e cose del genere, è un po' un'abbreviazione che usiamo qua. Infatti può anche capitare, se passate in zona che sentite qualcuno che dice Bea, Bea, proprio con questa intonazione, perché va bene o cose del genere. Riusciresti a mettere il tuo fit dell'Asp Explorer da 60 light years? Domandona. Guardo se lo ritrovo. Sì, volentierissimo. Pastis, passa su Discord, eventualmente ricordamelo su Discord, che vedo se lo recupero. Purtroppo può essere che me ne dimentico, quindi lasciami un messaggio su Discord o anche qui sotto su YouTube, che dopo vi condivido la mia configurazione qui. Ho dei moduli Guardian che però volevo togliere, quindi non fate caso a questo Power Distributor e a questo Power Plant, devo toglierli assolutamente. Ok, allora ma soprattutto come faccio a sapere dove comprare i moduli? Allora, c'è un sito meraviglioso, si chiama edidb.io,
e lì praticamente vai sulle station, metti la stazione dove sei, scrivi il modulo che stai cercando e il sistema ti dice la stazione più vicina con tutti i dati dove poter comprare le cose. Un aiuto davvero davvero indispensabile dentro Elite. Scusa se ti rompo con le domande, ma no, figurati, anzi, benvengano ragazzi, siamo qui apposta anche per condividere le varie informazioni, quindi io cerco di fare il mio meglio per rispondere ai dubbi e alle richieste per quello che sono le mie conoscenze. Se dopo anche ci sono gli altri ragazzi in chat che vogliono condividere, benvenga, buttate lì la vostra esperienza, ci sta. Allora, ok, perfetto. Allora, facciamo una cosa interessante. Vedo 30 km. Via. No, non devo caricare il frame charge. Allora, guardate per quanto riesco a mantenere la super velocità. 5,60 di velocità di picco, 5,50, 5,45, 5,60. Sempre, costantemente. Permanente. Non vado mai sotto i 540 di speed. E con l'altro power distributor è anche meglio. È uno spettacolo questo fitting, sì. Ve lo condivido perché è meraviglioso. Conviene ingegnerizzare i moduli normali. Diciamo che se non avete voglia di perdere tempo con le ingegnerizzazioni, i moduli Guardian sono un ottimo sostituto, almeno dai valori e da quello che ho visto. E se avete pazienza di stare lì a smazzarvi le ingegnerizzazioni, andate di ingegnerizzazione. Bella l'Anaconda da 80. L'ho portata fino a 70 e qualcosa, ma perché ho messo i motori più forti. Ci stavo pensando che io l'Anaconda da 80, ma poi ho detto ci ho fatto il viaggio fino a Colonia però con quell'Anaconda là. E anche al ritorno. Un'atrocità, un'agonia. Ecco una cosa delle cose che mi aspettavo su Odyssey. Un jump gate tra la bolla e Colonia. Perché non ce l'avete messo? Non penso che rompa il gioco. Ok? Mi costa 1 milione prendere il jump gate. Ok? 2 milioni prendere il jump gate. 10 milioni posso ancora comprenderlo. Ok, mi costa un pochettino. Click Colonia. Click torno a giocare con i miei amici. Click Colonia, vado dall'ingegnere. Click torno in bolla, gioco con gli amici. Faccio 2 missioni e mi rifaccio delle spese. Comunque, allora, dai, mettiamo la testa sulla missione. Come vedete ho tirato fuori le armi. Sono un po' troppe. Ok. Ho messo dei Seeker Missile. Vediamo come vanno. Perché se ci sono dei ciccio panzoni qui, potrebbe essere che ci siano dei nemici già subito. Quindi, qualora debbano esserci... Ok, allora come vedete questo è un SRV rotto e se ne sta lì per terra. Ok. Noi andiamo ad atterrare pian pianino. Tra l'altro, guardate il radar come l'hanno modificato. Ok. Bene. E adesso vi faccio vedere quello che Frontier ha definito l'Armstrong Moment ed è diventato un meme del gioco automaticamente. Quindi, dopo anni seduti su questi sedili, io mi aspettavo questo momento. Da tanto tempo, questo sono sincero. E questo momento è questo. Fine. Non posso girare dentro la nave, non posso fare una cipolla di niente, se no monitor scuro. Oh, dove è andato a finire? Ho parcheggiato distante? Forse sì, un po' troppo. Comunque così, giusto per dire. Ho parcheggiato male. Riparcheggiamo. Voi lo vedete dove è andato a finire?
Questo è un trucchetto per esplorare i dintorni velocemente usando la telecamera esterna. Eccolo là dov'era. Ah, ci hai capito. Ok. Ah, signore. Vai, ci guardiamo i motori della nave da vicino. Questa è una cosa, per esempio, che non hanno mai sistemato: la rotazione sull'asse. Sapete qual è stata la scusa ufficiale? Perché volevano renderlo più simile agli aeroplani. Non sto scherzando. Ok, qui si vede che non posso atterrare. Usciamo dalla telecamera. Cerchiamo un posticino atterrabile. Qua in zona. Oh, eccolo qua. No. Ok. Operazioni millimetriche. Ok. Vedo un segnale lì, però. Saranno mica dei nemici che arrivano subito a trovarci. Buh. Buh, buh, buh. Ok. Sì, dai. Abbiamo parcheggiato anche abbastanza bene. Oh, il mio fido lanciarazzi che ha 2 razzi per 8 cariche. Quindi 2, 4, 6, 8. Quindi 4, 5 cariche. 10 razzi, vabbè. Ok. Ok, materiali. Vediamo se c'è qualcos'altro. Qua non c'è niente. Oh, pannello. Ok, altro pannello. Ok, il minigioco del saldatore. Ogni tanto non funziona. Non so se sto sbagliando qualcosa. Maintenance panel, vabbè, non so. Ho sentito rumore però. Ogni tanto non cade, eh. Voi lo aprite, ma lui non cade. Vabbè, saremo più fortunati la prossima volta. Ok, ecco qui. Fate attenzione. No, no, non è raccoglibile quella cosa. Ok. Oh, già meglio. E qua ci recuperiamo un po' di cose. Vediamo se c'è altro di recuperabile dentro questo accrocchio rotto. Ok, questo è un altro modo con cui recuperate oggetti, materiali e cose. Ok, dove sta la figata in questa cosa? Andiamo a vederla. Sapete cosa sto facendo. Proviamo, vediamo se funziona. Tentare non nuoce, come dicevano gli antichi saggi. E per restare in linguaggio veneto, dai, visto che siamo così, che proviamo. Tradotto in italiano, ci proviamo. 3. Momento della verità. Ci sarà qualcosa? Yes. Ok, c'è anche un pilota morto. No, non devo tagliarlo, devo scansionarlo. Ho più tasti per i tool che non per le armi. Con la Maverick Suite. Ok, bounty detected. Ok, e ricominciamo. Rinse and repeat.
C'è quel punticino là sotto che... Metal coil, micro electrode, micro electrode. Va bene. Micro supercapacitor, micro electrode e un motor. Oh yeah. Ne abbiamo abbastanza? Boh, non ne ho idea. Ah. Stiamo facendo anche delle bounty, quindi facciamo anche qualche cucuzza. Bene. E perché faccio questa cosa? Entra nella nave, esci e... Perché ogni volta che entro nella nave il mio inventario viene spostato dalla mia tuta alla nave automaticamente. Si è spenta di nuovo la telecamera. Ah... Devo assolutamente sistemare questa cosa, non posso andare avanti così. Vabbè, ma visto il conto del meccanico che mi è arrivato oggi, ci vorrà un pochettino. Ci vorrà un pochettino. Sì, perché il meccanico deve fare 2 o 3 lavori. Va bene. E noi continuiamo. Quindi cosa troviamo? Health Monitor, perfetto. Gmez, perfetto. Compact Library, perfetto. Scansioniamo Bertram Good. No bounty detected stavolta, va bene. Quindi stiamo là a romperci i maroni. Ok, quel punticino assoluto è sempre critico. Cosa troviamo oggi? Circuit board, micro transformer, optical fiber. Ok. Ok. Cosa troviamo adesso? Metal coil, electrical wiring, circuit switch. Ok, perfetto. Potremmo andare avanti così ad libitum, ad infinitum. Non ho voglia di star qui, ovviamente sto facendo vedere. E quindi diciamo che su queste missioni qui che trovate, su questi breakage che trovate, ve la divertite. Ricordatevi, sistema di Ciambo, pianeta Ciambo 2BA. Una bomba ardata. Cerchiamo un altro punto dove andare a fare questa cosa. Ok, e giusto per vedere storage, come vedete adesso circuit board, come vedete in backpack è 0 e nella nave sono addirittura 8, quindi mi ha già trasbordato praticamente tutto. Eccolo qua. Cosa ve ne pare? Allora, sì, il combat mi piace parecchio, grazie per i consigli. Avessi avuto quel tool a miei tempi quando modificavo la Vespa, tra l'altro la mia Vespa conteneva su per giù gli stessi materiali da SRV. Sì, assolutamente d'accordo. A me avrebbe fatto piacere per il ciao perché ero un ciaista all'epoca e via. Ciao Capitano End, benvenuto. Come aumentare la reputazione per la federazione o impero? Missioni. Missioni. Fammi vedere dove sono arrivato io con questo discorso. Non mi ricordo dove era. Hanno aggiunto i nuovi ranking. Oh, non mi ricordo dove era quella cosa. Vuoto totale. Oddio, abbiamo un lettore MP3? Ah no, con le Galnet Entries, vabbè. Meglio così. Non rischiamo problemi con il Tuboz. Pian virus, pian, perché la nave cure. La nave cure. Ok. Mettiamoci qua pian pianino. Ciambo 2A. Andiamo su questo crash site threat 1 adesso. O andiamo a vedere un threat 2, dai, andiamo a vedere un threat 2, mettiamo un po' di pepe alle cose.
Ok, sta di là, va bene. Andiamo a raggiungerlo. Sam Solax, ciao, benvenuto, vedo ora il tuo commento, come stai? Dai, finché si mangia va bene. Un altro dei modi di dire veneti, finché si mangia va bene. Mettiamola così, giornata pessima, ma dai, siamo qui a fare cose. Per fortuna, per fortuna. E... Per la tua seconda domanda, pro e contro. È una domandona, è una domandona. Devi fare missioni per un po', l'altra coalizione. Sì, giusto, 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 giusto. E facciamo un po' un sommario. Allora, tante buone, belle idee, tante buone intenzioni, purtroppo una pessima realizzazione dal punto di vista di ottimizzazione grafica e mi sa che bisognerà aspettare ancora un bel po' di fixing prima di poter avere un'esperienza in game diciamo un po' migliore. Nuove user interface non mi piacciono assolutamente, pessime, erano meglio quelle di prima, soprattutto per la Galaxy Map, interfacce grafiche nuove completamente confusionarie. Purtroppo sui contro l'aspetto peggiore, ancora peggio dell'ottimizzazione del motore, perché quelle si risolvono, è il grinding che viene richiesto anche per passare da un'armatura di grado 1 a grado 2. Non è che serve tanto. Ho un prurito al naso stasera, scusatemi se avete che mi tocco, siamo un prurito al naso e come altro modo di dire veneto, skei o bote o cose del genere. Speriamo che arriva skei, detto proprio in veneto, speriamo che arrivino dei soldini. Comunque così dai, per ricapitolare in breve è così. Ho visto che hanno sistemato un po' la night vision, anche qui bella l'idea di espandere il range della night vision così, ma lascio a voi i commenti. Cioè, non è una night vision questa. Non è una night vision. Ok. Livello di ripetitività, che tipo di... Allora, missioni a piedi ce ne sono tante, di tipo diverso, ma fondamentalmente fatele sempre le stesse cose con qualche sfumatura diversa. Invece di mettere il power core dovete recuperare dei materiali, invece di recuperare dei materiali dovete uccidere altre cose o interagire con un'altra console, quindi bene o male la menata più o meno è sempre la stessa. Diversificazione in base all'equipment che usate, il tipo di armi, lì potete avere delle esperienze diverse più o meno belle. Diciamola così. Sinceramente lo vedo ancora lo status embrionale. Dopo, in fine diretta, quando finiamo un attimo questo settlement, che torno indietro alla stazione spaziale, ci facciamo magari vi do altre due o tre considerazioni mie personali sulla cosa. Oddio mio, un altro server. Ok, vabbè, è un altro server con un threat level 2 questa volta, quindi può essere che troviamo qualcosa di un po' più meglio. Vediamo. Ok. Allora, le missioni a piedi nel caso le vedremo sulla prossima diretta. Dai, mi preparo un attimo meglio e vedremo di trovare qualche missione da fare a piedi. Quindi, come vedete anche qui, luce ambientale assolutamente inesistente, tutto buio, pieno di buiame e quindi è un po' così. Dov'è l'SRV che stavo guardando prima? Non lo so, non riesco a mirarlo neanche con il radar. Vediamo se riesco a vederlo da qui. No, non è quello. Purtroppo, se vi capita di fare questa missione di notte, siete fregati. Come diciamo noi qua, siete ciavati. È un po' una versione italiana del Veneto, che è detto proprio in Veneto, si ciavai. Te si ciavà. C'hai fregato, tradotto letteralmente, dai. Allora, ho sbagliato una cosa perché dovevo fare così, pian pianino, illuminare la zona con le luci della mia nave. Eccolo lì. E già non lo riuscivo a vedere, è a 2 metri dalla nave. Vabbè, possiamo parcheggiare anche qui, che dite? Sì, dai. Ok.
Come funziona il farming per le armature e armi? Cioè le trovi in giro a caso, quello che ti serve il fare minatore a piedi? Allora, un po' e un po'. Allora, adesso stiamo vedendo per esempio dei punti specifici che abbiamo trovato su questo pianeta di Chambo 2A, dove ci sono trovato con Surface Detail e Surface Scanner, trovate questi cosi e quindi un po' così andate qua, vi farmate un po' di materiali. Altri materiali... Oh, frame rate! Altri materiali li trovate sulle stazioni... No, no, no. Ecco i contro. Il lack of polish. Ok? Se vi trovate una cosa del genere, prendete quello che riuscite e andatevene subito, perché perdete solo tempo qua. Allora. Quindi per rispondere anche appunto a Sam, quello che stai vedendo è un po' la parte del farming, una parte del farming. Senza necessariamente dover fare missioni, trovate questi posti, arrivate qui, vi inguattate l'inguattabile, solita tecnica. Sono in danger? Perché sono in danger? Ah no, sono le luci della nave che sblippano là. Facciamo una prova. Nulla di raccoglibile questo? No, non è raccoglibile. Guardate come cala il frame rate, ci sono 3 cose renderizzate, Guardate che roba, pazzesco. Pazzesco, cioè non c'è niente praticamente e vabbè. Allora, facciamo una prova. Ok, vediamo cosa succede se rientro da piedi, dove mi ripiazza, eccetera, eccetera. Adesso sto proprio provando. Prima l'abbiamo fatto dalla nave. Ok, la mia nave è lì, ma le luci sono spente. Wow. Ok, non fatelo dalla nave. Ok, lanciarazzi, mi sa che non va bene in questi scenari. Ah, mi stavano colpendo mentre ero praticamente a AFK. Guardate gli scudi, guardate gli scudi. Ok, questa cosa mi dà la possibilità di farvi vedere questa cosa. Se io non me ne vado velocemente, quei tizi sono in grado di farmi saltare per aria la nave. A proposito dei contro. Ma noi ce la possiamo giocare così. Cioè, ok che questa nave non è particolarmente forte e resistente, ma è pur sempre una nave spaziale. Ho degli scudi che resistono ad impatti tremendi e un fucile a palline è in grado di farvela saltare per aria, quindi fateci molta attenzione. Se... Sì, capitano, esattamente. Elite è un po' un rapporto di amore barra odio. Vediamo se sono ancora lì quei cicciopanzoidi. Perché a volte li despawna il gioco. Sì, li vedo, guardateli là. Perché non sparo? Ah. Forse ho sbagliato armi. Ho sbagliato armi. Perché comunque, sappiatevelo, che potete sparargli
anche da di qua con l'astronave. Quindi salite sull'astronave, li fate saltare le cervella e siete a postolo. Ok? Bene, perfetto. Lo pensavo un po' meglio quel lanciarazzi, ma vabbè. Devo capire i mon ami, come dicono i francesi, amico mio, ma in Veneto vuol dire un'altra cosa. Vuol dire mongolo io. Mona mi. Sì, Sam, puoi fare le missioni, quelle normali di gioco. Diciamo che Elite nasce come un gioco di astronavi, quindi fondamentalmente quella è la base, il core game. Pausa forzata, presto tornerò al mio amato. Sì. Lotus, diciamo, è abbastanza indispensabile. Allora, andiamo a vedere l'altro. Abbiamo visto i crash site o i minor wreckage. Andiamo a vedere questa base? Perché sapete che potete scarugnare anche le basi. Ok. Qui il gioco non ci dice e non ci dirà mai se abbiamo già visitato un sito o meno. E adesso ne prendo uno e andiamo a vedere che cos'è. Di qua. Devo fare il giro del planeta. Sì, assolutamente, concordo con te, capitano. Anch'io quando sono passato a Lotus non credevo, ma questi giochi qui davvero cambiano dalla sera alla mattina. Sono decisamente più divertenti. Anche, guarda, per esempio, fare queste manovre qui, cioè con un mouse trova un po' il tempo che trova. Con Lotus comincia a diventare un po' più interessante la cosa. Che poi ho il mouse anche sul Lotus, ma è un po' incasinato da usare. L'avevo anche riconfigurato, ma vabbè. Ok. Sì, sarebbe bello poter. Allora, diciamo che Elite purtroppo ha delle potenzialità stratosferiche, ma come per Guild Wars 2, perché sono due giochi che purtroppo condividono la stessa filosofia, as wide as an ocean, as deep as a puddle. Quindi sono giochi vastissimi in cui potete fare veramente tantissime cose, ma la profondità di queste cose è molto bassa. A me sarebbe piaciuto fare una carriera da smuggler, da contrabbandiere, una cosa che ritenevo interessante all'interno di questi giochi. Infatti sto guardando anche su Star Citizen come vogliono farle la parte dello smuggling, e lì mi piace molto. E su Elite purtroppo sì, puoi fare lo smuggler, hai quelle 2 o 3 rognette, ci guadagni anche poco. È una missione di trasporto con un peletto di rogne in più e meno guadagni. Bravo Nemo, hai fatto bene. Ci stavo pensando anch'io di fare la sedia per Lotus. Alla fine sposterò il computer e libererò la scrivania. Mi toccherà fare così. Ho ancora la night vision attiva, quindi posso anche spegnerla, tanto è inutile qui ora. Allora mi fa. Scusate, ma se io voglio sparare un missile, perché non posso farlo? Ho capito che deve essere loccato, sparalo dritto, no? Ah, non posso fare affidamento sulle armi di bordo. Ho capito. Quindi se mi arrivano dei nemici devo darmela a gambe velocemente. Oh, ci sono già. Eccoli là, li vedete? Sono già là, tutti e 3. Quindi portatevi delle armi con la nave, magari non i Seeker Missile, magari altri tipi di missili, dei razzi, qualcosa che non ha bisogno di mira, che riuscite a sparare giù dritta, e tanti cari saluti. Allora, visto che ci siamo, dai, faccio una cosetta, vediamo come va. Speriamo che non mi faccia saltare per aria la nave, che butta via 2 milioni e mezzo di rebuy, preferirei evitarlo. Guardateli già lì come si stanno avvicinando.
Ok. C'ho anche l'SRV qui, tra l'altro. Penso di aver appena fatto una boiata stratosferica, ma vabbè. Perché il sistema di mira è quello che è. Vedo il segnale là avanti. Sarebbe stato bello avere uno scanner simile, magari con un raggio più limitato anche sulla tuta. Perché corri così tanto? Un attimo, perché non mi ricordo più dove ho il freno qui, che ho i tasti sballati. Ok, boh. Ok, se mi alzo di 2 cm perdo il segnale, posso andare a chilometri di distanza. Ah, ok. Ah, passo sotto la mappa addirittura. Ah, che bello, posso guardare attraverso i muri con sto coso, allora, mi sa. Ok. Ovvio, sto andando dalla parte sbagliata. Eh. Ah, madonna. Scusate ragazzi, ma devono arrivare soldi perché ho un prurito al naso. È giusto, perché quando scendo con l'SRV scendo da dietro la nave. Mi stanno attaccando la nave per sbaglio, per caso? Eccolo lì, quello è un nemico. Non vedo neanche l'ologrammino. Allora, ricordatevi che le armi di queste torrette riescono a tirare giù le sentinelle Guardian in un nanosecondo. Anche perché se muoio è un casino. È ancora vivo? 100% di armatura. Non l'ho neanche... Cioè, la mira automatica non l'ha neanche colpito. Cazzuola, ship under attack, no. Via. Cosa ship under attack? No, 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 basta, vado via. È inutile star qui, rischio l'SRV, rischio la nave, rischio praticamente di tutto. No, 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 no. Via. No! No, stiamo scherzando. Ah. Ok. Via la nave. Che non rischio che me ne esplodano. Ti ho girato una foto su Discord della mia nerdumana. Ok, dai. Dopo ci do un occhio. Che la rivediamo assieme. FPS scandalosi. Sì, 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 sì. I frame rate sono spaventosi. E soprattutto quando arrivate sui settlement in giro è un disastro. Okay. Un conto se mi fanno saltare a me nell'SRV non è un problema, ma se mi fanno saltare la nave è un disastro. Cioè non ho voglia di spendere tutti quei soldi e dire bye. Il problema qui è che ho anche poche rocce dove nascondermi se dovessi andare a piedi. Qui vorrei sfruttare l'altezza della torretta per... Guardate quanto praticamente non gli sto facendo niente di danni. Vabbè, però almeno non rischio più la nave. Così vedete un attimo anche quanto inutile sia l'SRV.
perdete praticamente una marea di tempo nel cercare di mirare sti cicciopanzi, e anche se li colpite vi serviranno tipo 200.000 colpi per tirargli giù lo scudo. Quindi un balancing, per parlare dei pro e dei contro, un balancing assolutamente pessimo e fatto male. Oh, riusciamo a farli fuori? Cioè, 3300 e rotti. Questo è il sistema di puntamento del gioco. Io devo aspettare che quel pallino entri lì dentro. Non gli ho ancora tirato giù gli scudi. Ok, adesso forse gli ho tirato giù un po' di scudi. Me ne resto qui. Clic, 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 clic. Guardate, li ha già ricaricati gli scudi. Cosa ne pensate? Sì, Sam, ci sono due siti che secondo me ti conviene dare un occhio. Uno, come dicevo prima, è EDDB.io, e per l'altro cerca ED Coriolis ED CD Edition, una cosa del genere. Comunque è un configuratore dove puoi impostare tutti i parametri e tutti i moduli della nave, e una volta che li hai impostati ti dà costi e altre cose, e invece su EDDB vai a vedere dove puoi comprare le cose. E un piccolo trucco, questo è un consiglio mio personale: andate nei sistemi di Lee Yong-rui, ok, è una delle fazioni del gioco, perché lì tutto è scontato del 15%. Ok, mi hanno tirato una granata. Oh, avete visto? Cioè, cosa ne pensate, ragazzi? Cioè, ti sto sparando con un mini carro armato, dei laser che tiravo giù anche le sentry dei Guardian, ok? E questo tizio è ancora in piedi. E nonostante tutto stanno anche riuscendo a colpirmi. Ok, questo è più vicino. Guardate che roba. Ok, così lo vedete meglio questo. Ok, almeno uno siamo riusciti a tirarlo giù, dai. Torretta fuori allineamento, giustamente. Ok, giustamente mi tira una microgranata, mi fa fuori tutti gli scudi e ciao. Ok, attendiamo un attimo. Così potete vedere anche un attimo l'SRV come si comporta in queste situazioni. Se il nemico non è abbastanza vicino, non gli fate un cacchio. Se è abbastanza vicino, dovete colpirlo martellandolo. Allora, ho provato con Coriolì, ma non l'ho ben capito molto. Grazie, riproverò quando riprenderò Elite. Ok, ok, dai, con calma. Eh sì, è un sito che... Mamma mia, che casino la ricarica degli scudi. Sì, bisogna tattarelarci sopra un pochettino su Coriolì, se no c'è anche ED Shipyard, è un altro sito, però lo trovo un po' più confusionario ancora. C'è una torretta che non fa neanche 10 gradi di... Allora, questo cos'è? 124 metri, 64 metri, ok, questo è a metà, è più vicino dell'altro. 3 colpi, preso in pieno. Danni. Oh, neanche uno scudo non gli ho tirato via. Neanche lo scudo. Guardate, 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 guardate. Ok, adesso è andato.
Ok, andiamo a fare fuori il terzo. Guardate che roba. Ok, finalmente. Bene. Ah, ok, perfetto. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi se non volete rischiare la nave, l'SRV è il vostro amico. E comunque potete uscire anche dall'SRV. Cioè, te 1000 colpi non gli fai un cazzo. Esatto. E lo diciamo, fancuco anche a YouTube. Cioè, 1000 colpi non gli fai un cazzo, mentre lui con 2 colpi ti tira giù gli scudi. Sì, 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 sì. Eh, sì. Oddio, che succede? Un attimo perché stavo attivando un commento. Che succede? Che succede? Che è sta roba? Guardate che roba, è un razzo, eh. Mi sa che muoio. Guardate come ricaricano gli scudi in un nanosecondo. Un razzo in faccia, eh. Sto colpendo il mio SRV, avete visto? Non so se l'avete notato. Quel tizio là è dentro gli scudi del mio SRV. Dio mio, non ci posso credere. Ho già ricaricato l'arma, quindi non serve ricaricare, switchate, fate prima. Oh, stai là. Oh, e vai giù. Comunque, vabbè, anche questo è il gameplay di Elite. Cioè, gli scudi non tengono distanti neanche i nemici, praticamente. Che succede? Sparata via. 4. Ho più tasti per i tool che non ha per le armi, eh. Ah, fly. Comunque dai, almeno ce l'abbiamo fatta. Devo dire che il lanciarazzi non è male. Può dare le sue soddisfazioni. Non preoccupatevi per i... Vabbè, non preoccupatevi per i colpi, perché tanto ve li danno direttamente sulla nave, non c'è nulla per comprare o mettere giù i colpi. Tra l'altro, guardate che orripilatezza è questa cosa. Ok, questo dovrebbe essere tutto verde fluorescente, sbrilluccicoso, una skin che avevo comprato tanto tempo fa quando ancora credevo fermamente in questo gioco. Guardate che orripilatezza che è ora. Che dite, facciamo il trucchetto del reload? Però facciamo così, che se ho problemi... Ok, dopo questo andiamo un attimo a chiudere perché direi che è ora di chiudere. Comunque sì, per rispondere, 200 milioni di colpi con la torretta dell'SRV e quelli non vanno giù manco cioè, threat level 1. Ok, threat level 1, quindi dovrebbero essere tizi con l'armatura di livello 1. Ah, sta fotocamera. Ok. Ci sono nemici qua intorno? Speriamo di riuscire a prendere... Sì, ok, grazie al cacchio, flight assist off. Ok, quindi prima che li respawna cinguattiamo tutto. Anche perché non so perché debba esserci un respawn dei nemici qui.
Quindi praticamente questa è una delle modalità con cui fate materiali, rinse and repeat, come dicono gli inglesi, stavo dimenticando quella roba lì, e niente, e così andate avanti. E quindi così ve ne andate avanti e fate un po' di materiali. Sulle basi è un po' diverso, non potete sloggare. Fate attenzione perché se sloggate e riloggate su una base, tutti gli armadietti della base vengono svuotati, quindi non avete più materiali. Per resettare la base vi basta fare 30 km di distanza, quindi... devo cambiare un tasto dell'SRV perché non è in posizione dove l'avevo lasciato. Ci sono delle cose che devo sistemare sull'SRV, assolutamente i comandi non sono quelli che avevo messo. Ok, facciamo recall della ship, non so perché mi mette un'anaconda. Ok. Eccola lì. Perché avevo messo sul throttle direzionale i razzi del... e adesso non mi trovo più. Ok, ci siamo passati... Ah, ok, io mi sono allontanato per non avere la nave che si parcheggiasse vicino a un possibile punto di respawn dei nemici e la nave dove si è atterrata vicino al possibile punto di respawn dei nemici. Che gioia. Questa cosa non l'hanno ancora sistemata. Quindi ho l'SRV su una buca. Dai che ce la fanno. Ok, board ship, posso farlo da qua. Che fatica. Che fatica. E dovrò cominciare a usare anche l'Apex Co perché se voglio sbloccare quell'ingegnere... No. Penso che quando sbloccate il grado 5, a meno che non volete proprio per forza fare delle cose, le ingegnerizzazioni... Non lo so. Da un po' di cose che ho visto online... non sembrano, allo status attuale, così indispensabili. Prepararsi non fa mai male. Ci proviamo. Allora, un minuto e 37, un'ora e 37 secondi di diretta, non male. Ce la caviamo bene anche stasera. Torniamo alla system map, andiamo a riattraccare il nostro... Dai... conflict zone probabilmente, anche quelle sono da fare. Quanta perdita di tempo. Questa non l'ho capita. Ah, che sì. Amico mio, come dicono i francesi, mon ami. Ero già in Super Cruise e non sto facendo jump su un altro sistema. Devo andare semplicemente in Super Cruise fino a Deluxe Settlement e via. Comunque dai, stasera questa era una delle modalità di farming di un tot di materiali, quindi come avete visto vi beccate il pianeta, vi trovate una serie di wreckage Co, esci, rientra, ricarica e via. Una cosa importante, purtroppo ho sbagliato io, erroraccio mio sulle armi della nave, mettete dei lanciarazzi sulla nave, accoppate quei cosi dalla nave con lanciarazzi spianato, non andate con una nave magari leggera o ci andate con un Sidewinder. Con due lanciarazzi fate quello che dovete fare e ve ne tornate indietro.
Ma hai fatto mining? Sì, ok, sì, 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 ah, ok. E mining non è male per fare un sacco di cucuzze. Fatti un bel Python dedicato al mining e vai tranquillo. Il top sarebbe un Cater, un Type 9, ma massa roba. Ho fatto un po' di mining col Python, ormai ancora tanto, tanto, tanto tempo fa. Non è male col Python, non è male col Python. Sì, ragazzi, anche in chat, se volete condividere i video di altre guide di altri canali, non c'è nessun problema. Nel caso mettetele nei commenti e non... ben venga, insomma. Ben venga. Io sapete, sono contento se i miei video vengono condivisi e penso che lo siano anche gli altri youtuber, insomma. Allora, mentre mi avvicino, controllo un paio di messaggi che... non puoi saccheggiare i corpi? No. Un'animazione di ingresso e uscita potevano metterla? Assolutamente sì. E sì, è il discorso dei milioni di colpi e non gli fai niente. Pazzesco. Wow, 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 wow. Loop of shame, sto guardando la chat. No, dai. Lo recuperiamo. Metto un attimo da parte gli appunti e via. Altre cose da fare qui, ci sono ovviamente varie missioni eccetera eccetera, quindi il sistema di ciambo, se state facendo i materiali veniteci perché è ottimo. Ci sono un sacco di missioni per fare i materiali dalle missioni e ci sono un sacco di wreckage, come avete visto, per raggranellare su di tutto veramente in 2 nanosecondi. Sì, sì, guarda, vai tranquillo Nemo, non c'è nessun problema, come dicevo prima, se volete condividere i link di altri canali, ben venga, se ci sono guide utili per tutti. Il canale di Virus 101, soprattutto per Elite, ma anche per altri giochi, nasce proprio espressamente per la condivisione di materiali, contenuti per aiutarci nel gioco, nonché di ovviamente opinioni personali, eccetera, eccetera, e anche, perché no, ogni tanto qualche smadonnamento assoluto. Ah, ho fatto... Ah, ho un bel po' di multe da pagare per delle missioni fatte male e mi rifiuterò di pagare quelle multe. Non le pagherò, anche se diventerò wanted, non mi interessa, mi faccio schioppare la nave piuttosto di pagare. Preferisco buttare via 2 milioni e mezzo di rebuy che non pagare quei 200.000 di multe, perché non va bene. Pad 33. Ok. Che brutto. Non lo so, c'è... frame rate. E comunque vorrei dire, sapete che è una mia battaglia un po' personale, per cui mi hanno non hanno ancora colorato di verde i landing pad. Ho messo una freccia per dirvi: il vostro landing pad sta qui, dovete ancora orientarvi visivamente nel 3300 e passa. Ah no? Touchdown! Vedete, una delle cose... Perché non posso selezionare cose? Ah, Lotus mi funziona a tratti. Vabbè. Vabbè. Una delle cose belle da fare all'inizio, nelle prime versioni di Elite, soprattutto per i contrabbandieri o chi voleva fare la carriera del contrabbandiere, era il fast landing. Era una cosa meravigliosa su cui cimentarsi, lanciare le navi a velocità stratosferica dentro lo spazioporto in silent running, per poi togliere il silent running, spegnere la temperatura della nave, andare lì, atterrare velocemente e andare a vendere tutte le droghe e le cose possibili, immaginabili nel gioco. Purtroppo Frontier non ha mai potenziato questo aspetto. È stato un po'... mi divertivo a farlo, era divertente, ci stava. Comunque. Ciao Reikar, Rei. Conviene comprare Odyssey, sono indeciso. Guarda, come dico a tutti coloro che sono indecisi, attendete un'offerta o qualcosa del genere. Io sinceramente gli ho cazzato lì 35 cucuzze, per carità non è un prezzone, quello che sia, ma per molte cose mi sono sentito abbastanza scottato da
Ok, vediamo se ho preso abbastanza cose per fare almeno un upgrade. Sarebbe interessante. Upgrade Cell Suites. Prendiamo la Maverick Suite. Oh, mi mancano Power Regulator, Carbon Fiber Plating e Grafene. No, quindi no, non posso poware questa. Non posso poware questa. Non posso poware l'Artemis. Ho preso anche, visto che c'era, ho comprato un fracasso di roba. Nella Flight Suite, quella di base, guardate che brutti che sono i modelli, completamente sproporzionati. Ho la testa che è più larga delle spalle. Ragazzi, i corpi umani hanno delle proporzioni ben specifiche e queste non sono assolutamente rispettate. E se non erro, hanno ridotto anche la dimensione del pacco. Se non erro. Quindi mi hanno anche ridotto la dimensione del pacco del personaggio. E questa cosa mi fa ancora di più girare i maroni. Vabbè dai, si dice per scherzare. Vediamo cosa serve per l'upgrade di questo. No, non lo posso fare. Non lo posso fare ancora. Ah, mi mancano le weapon schematics, quindi sta cipa. Perché per il resto... Ok. Va bene, per fare gli altri materiali li fate sulle basi, quindi ok wreckage per alcune cose, ma tutti gli altri materiali assolutamente sulle basi. Ok dai ragazzi, diciamo che un'ora e 45 è passata intensamente. Sì dai, andiamo a chiudere perché la gola e la voce cominciano a protestare, anzi bevo un goccio di acqua. Ah, per fortuna per fortuna ho chiuso il tappo. Prima o poi metterò un green screen qua dietro per nascondere il disastro di roba che ho del magazzino qua. Oppure riorganizzerò e metterò un po' di scatole anche di cose varie. Benissimo, ciao Sam, grazie per essere passato. Ci vediamo alla prossima. Ragazzi, direi che ci siamo, andiamo a fare un paio di conclusioni finali come dicevamo prima e vediamo. Navigation Transaction Contacts. Vedete qui non posso accedere. Non posso accedere alle missioni della nave. Se vado sul mission board non ho le missioni della nave, devo andare per forza nella nave per accedere alle missioni della nave, mentre a piedi accedo praticamente alle missioni a piedi barra ibride. Quindi se voglio farmi l'outfitting della nave, Navigation Transaction Contacts, no, Navigation Transaction Contacts, qui ho Codex, PowerPoint Engineering, ok, e ICOM. Ah ok, perché sono in power play in teoria in questo momento, ma me ne sto altamente sbattendo i maroni. Quindi comunque ragazzi, questo era un po' così sul farming, almeno un aspetto del farming, perché poi vi ricordo gli appunti, scenari vari e tutto il resto. Vabbè, nulla di che, seleziono la missione, vado a fare la missione, vado avanti con la nave, non finisco la missione, vado avanti, recupero quello che posso recuperare, vedo di evitare di morire, vado via con la nave, giro la nave, torno indietro e ricomincio da capo. Quello è. Farming plus grinding come se piovesse. Quindi se volete potenziarvi e powarvi un attimino, ciambo, missioni e fate queste cose qui. Non c'è altro da fare. Nella prossima puntata in cui diventerò un po' più esperto con le missioni, magari ne vedremo anche qualcuna, o in caso se volete vedere altre cose, sparatemi un commento giù nei commenti del video che risulterà della diretta e basta. Direi che ci siamo abbastanza. Fly safe assolutamente. Virus 101 vi ringrazia calorosamente tutti quanti. Grazie ragazzi per aver partecipato a questa diretta di Elite Dangerous Horizon Beyond Odyssey. Mamma mia. E vi saluto con il mio ormai consueto transmission out.
I've got a decent payday for the right person with a gun. Is that you?